Inatteso fuori programma questa mattina a Chioggia, nonostante la marea non fosse sostenuta, anzi rimasta sotto il metro, il livello dell'acqua nella laguna è aumentato al punto da tracimare dal canal Vena, dove si è depositata per pochi centimetri lungo le fondamenta, e poi in Corso del Popolo, uscendo dalle zone più basse e laterali del selciato a Schiena d'Asino. Il Baby Mose infatti è stato sollevato in ritardo a causa di un problema a una delle centraline che sovrintendono le due barriere mobili poste a Vigo e al ponte della Cuccagna. I tecnici poi sono intervenuti e hanno risolto il disguido, cercando di limitare al massimo i disagi in atto. La Regione Veneto boccia l'ipotesi di riorganizzazione degli istituti scolastici comprensivi che il Comune di Chioggia aveva presentato dopo l'approvazione in sede di giunta lo scorso 28 ottobre. L'amministrazione comunale intendeva infatti ridurre da 5 a 3 il numero degli istituti comprensivi territoriali, motivando tale istanza con la riduzione del numero dei bambini e dei ragazzi iscritti alla scuola. Nel progetto dell'assessora alla pubblica istruzione Isabella Penzo c'era l'accorpamento di plessi isolati, stabilizzando gli organici dal momento che in 2 dei 5 istituti mancano i dirigenti e programmando la fornitura degli strumenti didattici. Ma forte anche delle perplessità sindacali, la Regione ha scelto di mantenere per un anno ancora l'attuale conformazione, aprendo le porte semmai nell'anno scolastico 2022-2023 a una riorganizzazione più blanda che prevederebbe 4 istituti comprensivi in luogo dei 5 odierni. Nell'impostazione regionale, un taglio così profondo avrebbe quale conseguenza una diminuzione della qualità del servizio. A stretto giro, il vice sindaco e assessore al patrimonio Marco Veronese risponde alla consigliere Emilia Spagno che aveva presentato un'interrogazione relativa al trasferimento del commissariato di pubblica sicurezza alla cittadella della giustizia. A quanto riferisce l'esponente della giunta, la permuta tra gli stabili dell'ex macello, che passerebbero in mano al Ministero dell'Interno da cui dipende la Polizia di Stato, e i terreni in zona reduci, i quali, ora in regime di federalismo demaniale, sarebbero entrati a far parte del patrimonio comunale, si è rivelata impraticabile. Pertanto ora il Comune procederà con incomodato d'uso, sia per quanto riguarda gli uffici ai piedi del Ponte Cavanis, sia della parte ovest della barca di Ridotto Madonna, che diventerà la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Chioggia. Il Ministero, spiega l'assessore nel numero del Gazzettino oggi in edicola, si assumerà il costo delle necessarie ristrutturazioni, che recupererà scalandolo dai canoni annuali di affitto. Prima però sarà necessario che il Comune ceda allo Stato il diritto di superficie dei 2 immobili. Versa in stato non ottimale il platano che da circa 100 anni adorna la zona adiacente al cimitero di Borgo San Giovanni, di fronte alla stazione.
A notarlo è stato, come spesso accade in città, l'associazione Amico Giardiniere, che ha segnalato lo scorso settembre una potatura giudicata fuori luogo e fuori stagione. Dal momento che soffre per l'esiguità del terreno a disposizione, dice il referente locale Francisco Merli Panteghini, ho chiesto al comune di adottare il fusto e di poterlo curare. Nell'ipotesi di intervento non sarebbe più consentito parcheggiare attorno alla pianta, dando respiro alle radici. Assieme alla cartolibreria Pegaso di Borgo San Giovanni, l'associazione ha lanciato anche una raccolta di fondi per pagare le spese necessarie a una potatura giudiziosa e a togliere l'asfalto di torno. 6 anni fa era stato un pioppo ubicato nell'area dell'ex Chioggia Lab a cedere per le necessità della torre dell'acquedotto, mentre il platano oggetto delle attenzioni di Amico Giardiniere ha una datazione stimata di appunto un secolo. Ancora taglia le linee di navigazione ACTV che servono Venezia e le isole. Da lunedì 11 ufficialmente le tratte veloci 3 e 6 di collegamento saranno sospese. Lo ha deciso il Comune di Venezia in seguito alla nuova ordinanza del Ministero della Salute che pone il Veneto in fascia arancione e quindi limita gli spostamenti delle persone oltre alle aperture degli esercizi pubblici. L'amministrazione comunale ha comunicato ieri sera il taglio, confermando le indiscrezioni che già circolavano in mattinata. Non risultano tuttavia ancora presenti annunci dedicati nei canali ufficiali dell'azienda di trasporto, se non che a tutti gli effetti le linee 3 e 6 risultano già sospese da ieri. Nonostante l'ultimo comunicato presente nel sito di ACTV annunci che l'11, 12, 13, 14 e 15 gennaio 2021 gli orari di navigazione seguiranno la normale programmazione antecedente le festività natalizie, è ormai certo che da domani, ma nella realtà effettiva già da ieri, non saranno più invece a disposizione dei veneziani le linee 3 da Piazzale Roma a Murano e viceversa e 6 da Piazzale Roma al Lido Santa Maria Elisabetta e viceversa. Si tratta di tagli inaccettabili, commentano i consiglieri del PD, Monica Sambo e Alessandro Baglioni, che da un lato andranno ad aumentare il rischio di sovraffollamenti lungo le linee residue e dall'altro renderanno più complicati gli spostamenti per le isole, con ulteriori disagi che si aggiungono a quelli attuali causati dai tagli già effettuati in precedenza. L'impresa del trasporto pubblico locale informa che le medesime tratte verranno regolarmente servite dalle linee circolari 4.1, 4.2 e 5.1, 5.2, con frequenza di una corsa ogni 20 minuti per linea e percorsi in sovrapposizione lungo tutta la percorrenza, escluso il canale della Giudecca. Ma sono evidenti i disagi che ricadranno ancora una volta sopra i residenti della città d'acqua e in particolare quelli delle isole, che di queste linee sono i principali fruitori.